Al via la strada degli scrittori, questa mattina appuntamento a Villa Genuardi, oggi qui presso l'atrio della provincia con la festa del viaggio. Un nuovo appuntamento con tanti ospiti. Un nuovo appuntamento per concentrare tanti flussi turistici su Agrigento, perché la festa del viaggio deve essere un'occasione per consigliare a tanti viaggiatori di tornare in Sicilia, ad Agrigento e attorno alle sue piazze letterarie, cioè Vigata, Regalpetra, Palma di Montechiaro, far rivivere tutta quest'area, ed è poi in fondo lo scopo della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, con la quale stiamo collaborando per costruire tante cose, a cominciare dal ricordo di Andrea Camilleri, per ricordare il centenario dalla nascita di Camilleri, con concerti, rappresentazioni teatrali e anche tanti, non soltanto dei convegni, ma anche qualcosa che deve restare, come per esempio 3 corner multimediali da installare proprio ad Agrigento, a Racalmuto, a Porto Empedocle e così via, perché il turista quando arriva sappia dove si trova, all'interno di un mondo che è fatto di scrittura, di bellezza, ed è quello che speriamo di poter realizzare, perché resti Agrigento Capitale non soltanto nel 25 ma anche negli anni a venire. Questa sera diversi ospiti? Il cuore della festa del viaggio è la prima serata che si tiene qui nel Palazzo della Provincia e della Prefettura. Sarà Licia Colò, la signora del viaggio. L'abbiamo conosciuta da Geo, Kilimangiaro, Eden sulla 7, la vediamo sempre in televisione. Stasera a faccia ci faremo raccontare le sue impressioni sul viaggio e su Agrigento, insieme con la direttrice di Bell'Italia, Emanuela Rosa Clot, che ha dedicato l'ultimo numero di Bell'Italia ad Agrigento, alla strada degli scrittori, e anche Ottavio Di Brizzi, che è il direttore editoriale del Touring Club. E poi ci sarà anche Gaetano Savatteri, che è uno scrittore di casa nostra, che non ha bisogno di presentazioni. Da Macari in giù ci racconterà dei suoi nuovi libri, alcuni incentrati sulla vita di Camilleri. È un appuntamento quello di un Agrigento con Massa di Scritture, organizzato dal Sala di Scritture, alla quale partecipo con grande piacere, con grande passione, con grande amicizia per Felice Cavallaro, e fondamentalmente quest'anno ancora di più, perché è uno dei pochi eventi dell'Agrigento Capitale della Cultura che si sta realizzando rispetto a tante cose progettate, proclamate, dette e mai fatte. Questo ci invita a una riflessione. Agrigento Capitale della Cultura è stata una grande occasione mancata. Chi pagherà per tutto questo? Li vedremo Macari quest'anno? Li vedremo Macari in autunno, probabilmente la quarta serie con gli stessi attori, Saverio Lamanna, Carlo Gioè, Pippo Piccionello, Domenico Centamore, Sulei Maestro e Pantano e tanti altri attori, e Tuccio Musumeci, il grande attore che fa il papà di Saverio, che è diventato un'icona del cinema e del teatro della televisione siciliana e nazionale. È stata un'esperienza molto bella, più che fare una lezione ho imparato che qua c'è tanta consapevolezza, perché la bellezza non è gratis. Noi abbiamo dedicato ad Agrigento un volume speciale, Quaderni di Bell'Italia, perché c'è tanta bellezza in questi territori, ma mi ha fatto piacere vedere che c'è tanta consapevolezza e tanta voglia di preservarla. Assolutamente sì, questa io la ritengo una delle iniziative di punta del nostro programma di Capitale della Cultura, proprio perché vuole valorizzare Agrigento, le sue origini, cioè che è la culla della civiltà, come tutte le testimonianze che abbiamo dimostrano, ma in più continuare a affermare che è andata avanti, ci sono stati gli scrittori, quindi
è un patrimonio che va diciamo valorizzato e va anche condiviso a livello anche nazionale, per dire che questa città è ancora e tuttora rappresenta il centro culturale, appunto non a caso appunto di capitale della cultura e dell'Italia in questo caso. È stato un bellissimo pomeriggio. Tante persone diverse, tanti giovani, tanto ascolto devo dire, per parlare di scrittura. È quasi una parola poetica oggi dire scrittura. Che valore ha ancora la scrittura? Beh, a mio avviso ha un grandissimo valore, però bisogna adeguarci ai tempi che cambiano, e la cosa bella all'interno dell'incontro di oggi è che c'era molta voglia di capire, di fare delle riflessioni, di fare delle domande. Quindi quello che è stato il mio messaggio è: siamo consapevoli delle nostre forze, scegliamo qual è la nostra strada, seguiamola e purtroppo non interessiamoci molto di quello che ci vogliono fare gli altri, quindi scegliamo una stella e non perdiamola di vista. La lentezza nel nostro tempo è fondamentale, soprattutto quando si parla di viaggio. Io non sono una viaggiatrice snob che dice per fare un viaggio bisogna stare almeno 15 giorni in un posto. Si può fare anche un viaggio di un solo giorno, però non bisogna pretendere di vedere tutto. Quindi uno magari sceglie di vedere una cosa e ci dedica la propria giornata, semplicemente con la voglia e gli occhi per guardarsi attorno e per carpire veramente molto di ciò che ci circonda. Mentre se uno dice io in un giorno voglio visitare una città, a mio avviso diventa soltanto uno stress e quindi anche no.